Presidente, oggi ad Agrigento per le ragioni del sì. Diceva lei che è una scelta importante, lei è il responsabile di Forza Italia per il comitato del sì. È una scelta fondamentale non per Forza Italia o per il Partito Democratico, ma per gli italiani. La Costituzione è una coperta che protegge tutti e quindi non c'è un voto di partito e non c'è un voto per il governo. Si vota una cosa banale: avere finalmente un giudice terzo, imparziale, protetto dalla libertà, dall'autonomia e dall'indipendenza che garantiamo alla magistratura, con un Consiglio Supremo della Magistratura che finalmente sarà libero dai ricatti delle correnti politicizzate dei magistrati. Ecco, lei in giro per la Sicilia per questo referendum, che sensazione ha avuto? Ma guardi, la Sicilia ha idee chiare che vanno sostenute. Noi diciamo alle persone di andare a votare perché è un referendum che non ha necessità di quorum, quindi chi prende un voto in più vince. Per questo diciamo ai cittadini: andate a votare. I siciliani hanno idee chiare, sale in zucche, sanno che si vota sì per riformare in meglio la giustizia. Ecco, le faccio una domanda sulla nuova legge elettorale. Ieri è uscita questa notizia da parte del governo, poi c'è stata una proposta di inserire le preferenze, una sua valutazione. Guardi, la legge elettorale deve essere il più condivisa possibile, quindi adesso il Parlamento comincia un dibattito, vedremo se la strada maestra è quella di inserire in che modo le preferenze, che possono essere, tra virgolette, come dire, anche un vicolo cieco a secondo di dove vengono introdotte, e si andare comunque rispetto a un sistema che garantisca che chi vince governi senza maggioranze spurie.